Sarebbe lecito, oltre che opportuno, chiedersi se nel corso dei secoli sia stata l'arte a elaborare i concetti che hanno reso superba e sublime la donna, oppure se sia stata la donna a fornire quel substrato materiale e simbolico necessario per lo sviluppo e la diffusione dell'arte. Fai un brindisi? Oh, fate pure un brindisi. La donna ha una fisionomia e anche una fisiologia, ma soprattutto una psicologia diversa da quella dell'uomo. Pur se i fattori biologici e intellettuali della donna seguono un andamento ciclico che difficilmente riesce a intonarsi con una vita reale basata attraverso considerazioni puramente meccaniche e tecnologiche, la donna nasconde sempre una bussola interiore, una coerenza, una meta che l'arte, la letteratura, la psicanalisi hanno saputo riconoscere, definire e rappresentare. In modo sempre più evidente, la donna ha smesso di apparire come una figura ideale ed ha cominciato a comportarsi a tutti gli effetti come fosse una figura teatrale. Resta il soggetto, si conserva l'importanza del simbolismo che vi è implicito nella sua figura, ma è la finzione che a questo punto diventa preminente, così come vuole la cosiddetta convivenza civile. Mon amour est attiré vers toi, aucun danger ne peut le couvrir. Dans l'ombre, la neige blanche tombe, cette lumière blanche couvre l'obscurité. Silence fragile, je respire encore dans ton